Il frutto del giusto è un albero di vita e il saggio attira a sé le persone. Ecco, il giusto riceve la sua retribuzione sulla terra, quanto più l'empio è il peccatore. Un benvenuto allo studio del venerdì. Questa sera parleremo di sicurezze, quelle che sono necessarie per ciascuno di noi per vivere sereni. Le sicurezze si costituiscono già da neonati, nel momento in cui sentiamo che il mondo è un posto buono ove si può stare e si è ben accolti. È la madre che offre i primi segnali di sicurezza. È la madre che offre le prime indicazioni nella fiducia, nell'amore, nell'ottimismo e nella protezione. Subentra il padre in un secondo momento e poi tutti coloro che appartengono a quel nucleo ristretto che si stringe intorno al bambino, potendo quest'ultimo intercettare segnali di sicurezza da parte di tutti, oppure segnali di insicurezza. La presenza dell'adulto intorno al neonato segna la visione della vita. Il corpo della madre, il suo profumo, le sue mani che toccano il neonato, il tono della voce, contribuiscono al neonato la fiducia. Si sente inseparabile e appagato. L'adulto che verrà, però, beneficerà di questi elementi della prima esistenza, ma le sicurezze si nutrono attraverso l'onestà e la rettitudine. Si può negare Dio in tutte le sue forme, eppure le sicurezze si costruiscono nella relazione con Lui. Quali spunti ci offrirà la sua parola su questo argomento? Così una parte della discussione di questa sera sarà data nella modalità che conoscete tutti, modalità online e anche in presenza, mentre ci sarà una seconda parte della discussione che continuerà nei locali della comunità che si raduna a Udine in via Croazia 14. Pertanto apriamo la parola del Signore questa sera e iniziamo a leggere i primi 8 versetti del libro dei Proverbi. La bilancia falsa è un abominio per il Signore, ma il peso giusto gli è gradito. Venuta la superbia, viene anche l'infamia, ma la saggezza è con gli umili. L'integrità degli uomini retti li guida, ma la perversità dei perfidi è la loro rovina. Le ricchezze non servono a nulla nel giorno dell'ira, ma la giustizia salva dalla morte. La giustizia dell'uomo integro gli appiana la via, ma l'empio cade per la sua impietà. La giustizia degli uomini retti li libera, ma i perfidi restano presi nella loro malizia. Quando un empio muore, la sua speranza perisce e l'attesa degli empi è annientata. Il giusto è salvato dalla tribolazione e l'empio ne prende il posto. Preghiamo. Signore buon Padre, di fronte alla tua parola questa sera vogliamo nutrirci per consolidare le nostre sicurezze, Signore. Sicurezze, Signore, che devono far parte della nostra vita, del nostro cammino. E questa sera il tentativo è che nella tua parola possiamo trovare ulteriori elementi che danno stabilità alle nostre sicurezze. Ti chiediamo la guida, ti chiediamo la saggezza, ti chiediamo che il tuo Spirito possa parlare, possa nutrire le nostre anime. E così ti benediciamo nel nome prezioso del Signore Gesù. Amen. La bilancia si usa nel commercio. Ricordo ancora la nonna che andava al mercato portando con sé quella bilancia che vedete nell'immagine. E non era elettronica, non aveva le pile di riserva, non andava con qualche connessione. Era una bilancia che ha anche un nome, si chiama stadera. E il suo funzionamento è molto semplice, consiste nel controbilanciare
con un peso che vedete sulla sinistra, ecco, che scorre su un'asta segnata da unità di misure e che determina il peso di ciò che viene posto sul piatto, su quel piatto che vedete giù in fondo, e nella posizione orizzontale, quando l'asta è in una posizione orizzontale e in equilibrio, possiamo dire, quello stabilirà il peso preciso. Perché questa bilancia? E perché Salomone parla di una bilancia che può funzionare e che può essere anche falsa? Perché Dio non si occupa solo delle cose spirituali. In realtà Salomone ci dice subito che egli si occupa anche di economia, e una cattiva economia gli è in disgusto, che è la migliore traduzione della parola abominio. Abominio è proprio disgusto. La vita umana deve essere caratterizzata da un impegno alla giustizia e per le cose giuste, per le parole giuste, per le scelte giuste, sia in ambito sociale, economico e politico. Se andiamo al versetto 2, leggiamo che venuta la superbia, viene anche l'infamia. Ma la saggezza è con gli umili. Venuta la superbia. Quando la superbia subentra, ci lascia vedere noi stessi in modo irrealistico ed esagerato. E se la saggezza è con gli umili, sarà perché sono più predisposti ad essere insegnati dagli uomini e nello stesso tempo insegnati da Dio, ricordandoci ancora una volta che il principio della sapienza è il timore del Signore. Ritornando al tema della sicurezza e quindi poter nutrire le nostre sicurezze necessarie per vivere ed esistere, troviamo che la sicurezza è un dono di Dio ed è il risultato della rettitudine e della saggezza. Una bilancia che funziona e che dà il giusto peso alle cose, lasciandoci anche riflettere ad un'etica del commercio. In realtà ci lascia vedere che le nostre sicurezze sono nutrite da buoni comportamenti. Potremmo dirci che le sicurezze si nutrono della rettitudine e nello stesso tempo la saggezza subentra nel momento in cui gestiamo la superbia, che ci renderebbe solo delle persone ininsegnabili. Quindi la superbia in qualche modo ci pone delle barriere e ci impediscono di essere insegnati e di crescere. Versetto 3. L'integrità degli uomini retti li guida, ma la perversità dei perfidi è la loro rovina. Le ricchezze non servono a nulla nel giorno dell'ira, ma la giustizia salva dalla morte. La giustizia dell'uomo integro gli appiana la via, ma l'empio cade per la sua impietà. La giustizia degli uomini retti li libera, ma i perfidi restano presi nella loro malizia. Quando un empio muore, la sua speranza perisce e l'attesa degli empi è annientata. Il giusto è salvato dalla tribolazione e l'empio ne prende il posto. Subentra in questa sezione il tema della ricchezza, perché chi la possiede in qualche modo si sente più al sicuro degli altri. Lo può essere in alcune circostanze, ma la vita non si misura solo nell'arco temporale della propria esistenza, quando invece la vita è anche estensione del concetto di vita eterna. Non tutto si conclude qui. Salomone ci avverte di questo. Anzi, la ricchezza ci insegna che sarà vagliata soprattutto se proviene dalla illegalità. La giustizia invece salva, costruisce le nostre sicurezze. E soprattutto la giustizia è anche un dono dato dal Signore Gesù, che offre la sua giustizia in cambio del nostro peccato. La giustizia appartiene a quella grazia comune, ovvero sono capacità e doni naturali che Dio conferisce a uomini e donne per un buon governo del nostro universo. Nello stesso tempo è anche data per grazia, per salvare coloro che sono perduti. Se andiamo a leggere l'Epistola di Paolo ai Romani, capitolo 3, scopriremo che c'è una determinazione ben precisa sulla giustizia. Infatti il versetto 10 dice: non c'è nessun giusto, neppure uno.
non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti. Pertanto la giustizia, leggendo dal testo, salva dalla morte per i benefici che offre in Gesù, potendo anche ricontestualizzare il nostro ragionamento che riguarda come costruire e come nutrire le nostre sicurezze. Poi scopriamo, dai versetti che leggeremo a breve, che la giustizia appiana la via e la giustizia libera. Infatti leggiamo i versetti 5 e 6 del nostro testo e troveremo queste definizioni, questi risultati, possiamo dire, della giustizia. La giustizia dell'uomo integro gli appiana la via, ma l'empio cade per la sua impietà. La giustizia degli uomini retti li libera, ma i perfidi restano presi nella loro malizia. Ogni peccato consuma il nostro tempo. Perdiamo del tempo, consuma il nostro tempo, consuma le nostre energie e risorse, che potrebbero essere usate diversamente, rendendo la nostra vita in questo caso più difficile. Una ne abbiamo di vita e possiamo chiederci perché sprecarla. Colui che dice che non c'è Dio viene descritto come un uomo che cade anche se è inconsapevole. La malizia invece ci rende prigionieri di noi stessi. Mi sembra allora che se si cade, se si è presi, catturati, arrestati, allora le nostre sicurezze non sono più sicurezze. Ciò che Gesù ha fatto alla croce, sostituendosi a noi, offre proprio la risposta a questo crudele destino riservato a coloro che rimangono increduli e che lo proclamano con un certo vanto. Infatti si ascolterà dalla loro bocca: Dio non esiste, confidando solo nelle loro forze. E quando le sicurezze cesseranno? E quando le forze cesseranno? E quando ci sono situazioni esterne a noi che non possiamo controllare e che cambiano? Allora il versetto 8 ci dice: il giusto è salvato dalla tribolazione e l'empio ne prende posto. Non so se ricordate Daniele nella fossa dei leoni. Questa era la sua condanna. Ma nella fossa dei leoni non c'è andato Daniele. Chi c'è andato? Ci sono andati coloro che lo hanno accusato ingiustamente. Ora, bisogna dire che non sempre gli eventi vanno in questa direzione. Noi vorremmo sempre che la giustizia trionfi. È vero, abbiamo bisogno che la giustizia trionfi quando c'è un'ingiustizia. E Daniele ne è stato testimone di questa giustizia, questa ingiustizia che si è trasformata in una giustizia. Però possiamo anche dire che noi non viviamo solo il tempo dell'età presente, ce n'è un'altra in cui Dio renderà conto ad ogni uomo della propria malvagità. Pertanto il giusto è salvato dalla tribolazione e l'empio ne prende il posto. Ci sarà un tempo, un'occasione anche per coloro che non hanno avuto giustizia, di avere giustizia. Ora andiamo avanti dal versetto 10 al 14, leggendo dalla parola del Signore: quando i giusti prosperano, la città gioisce. Quando periscono gli empi sono grida di esultanza. Con la benedizione dei giusti si costruisce una città, ma con la bocca degli empi essa viene diroccata. Chi disprezza il prossimo è privo di senno, ma l'uomo prudente tace. Chi va sparlando svela i segreti, ma chi ha lo spirito leale tiene celata la cosa. Quando manca una saggia direzione il popolo cade, e nel gran numero dei consiglieri sta la saggezza. Questo è un versetto che conosciamo di più. Nel gran numero dei consiglieri sta la saggezza. Allora, parliamo di questa città. Una città gioisce o una città si costruisce con la presenza dei giusti. Siamo nel contesto delle parole, delle nostre parole.
In un contesto pubblico le parole costruiscono la città, ma con la bocca degli empi la città viene diroccata. È scritto anche che quando gli empi periscono ci sono grida di esultanza. Allora questa è ancora una buona notizia. Se la città esulta quando i malvagi muoiono, significa che c'è un desiderio della ricerca del buono e del bene. Se c'è qualcuno che ancora oggi prega per il benessere di una città, che fa qualcosa per la città, questa è una buona notizia. Se qualcuno ancora riconosce il trionfo della moralità, allora abbiamo speranza. Si tratta solo di aiutare le persone a trovare la via? Possiamo dire così, perché in quella via c'è la verità e c'è la vita. Di fatto, coloro che sono nati di nuovo, coloro che camminano con Dio, rendono la città più vivibile. Chi sono veramente i missionari? Sono solo quelli che vanno fuori, all'estero, nei posti disagiati? Chi sono i missionari? Sono coloro che in grado di cambiare qualcosa intorno a loro. Ecco chi sono i missionari. Sono coloro che cambiano qualcosa, che sono in grado di produrre del bene e cambiare qualcosa intorno a loro. La parola è caratterizzata da riservatezza, infatti versetto 13, chi va sparlando svela segreti. La parola quando è saggia sostiene la città, significa che le nostre parole, quelle buone, combattono tutto ciò che porta a far decadere la morale, l'etica, il buon gusto e renderla diroccata, come è scritto al versetto 11. Infine, quando la parola si incontra con la saggezza di altre parole, infatti è scritto che nel gran numero dei consiglieri sta la salvezza, allora si favoriscono risoluzioni, vie d'uscita. Quante volte ci siamo trovati in una difficoltà e nel consiglio dei molti, di una o più persone è stata proposta una via d'uscita. Si pianifica di fatto per arrivare ad un fine. Questo è. Non rimaniamo fermi, intrappolati in quella situazione, perché c'è stata una buona parola, c'è stato un buon consiglio e c'è una predisposizione del cuore ad accettarli. Versetti 23 a 27. Il desiderio dei giusti è il bene soltanto, ma la prospettiva degli empi è l'ira. C'è chi offre liberalmente e diventa più ricco, e c'è chi risparmia più del giusto e non fa che impoverire. Chi è benefico sarà nell'abbondanza, e chi annaffia sarà egli pure annaffiato. Chi fa incetta del grano è maledetto dal popolo, ma la benedizione è sul capo di chi lo vende. Chi si adopera per il bene si attira benevolenza, ma chi cerca il male, male lo colpirà. In questa sezione, invece, parliamo dei desideri. Quali desideri abbiamo? Versetto 23, il desiderio dei giusti è il bene soltanto. Parleremo di desideri. E cosa veramente desideriamo? Sappiamo che il desiderio è un sentimento di ricerca appassionata per arrivare ad un risultato che soddisfa le nostre esigenze o i nostri gusti. Esempio, avevo un gran desiderio di incontrare Giovanni, non lo vedevo da tanti anni, avevo questo gran desiderio. Oppure avevo un gran desiderio di riposare, una stanchezza protratta nel tempo. Avevo un gran desiderio di mangiare quel gelato. Qui parte la parte più ingorda. Il testo ci dice che possiamo avere desideri protesi al bene, anzi al bene dell'altro. Pensate ai nostri desideri normali, quelli che riusciamo anche ad appagare. E qui l'autore ci dice che il desiderio dei giusti è il bene soltanto. Di solito sono solo i nostri in prima linea di desideri. E invece Salomone ci insegna che si può desiderare il bene dell'altro. Ama il tuo prossimo come te stesso. Fai del bene al tuo prossimo come lo fai a te stesso. In realtà è un'occasione per monitorare i nostri desideri, perché riusciamo a capire ciò che abbiamo veramente nel cuore, potendoci parlare e dirci cosa è veramente importante per noi. Salmo 37,
versetti 3 e 4, confida nel Signore e fa il bene, abita il paese e pratica la fedeltà. Trova la tua gioia nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore. In un certo senso, trova prima la gioia nel Signore e poi nutri i tuoi desideri. Il Signore mi ha messo nel cuore di fare questo. Capita spesso di ascoltare nelle nostre testimonianze pensieri di questa profondità. Quando la tua vita piace a Dio e quando il tuo cuore è flessibile nelle sue mani, Egli è in grado di darti pensieri che ti spingono nel desiderio di ciò che è buono e che nutre la vita, rispondendo alle tue sicurezze. Questo è il tema di questa sera. Come possiamo nutrire, come possiamo rispondere alle nostre sicurezze. Allora possiamo concludere, andando verso la fine della nostra riflessione, con questa affermazione, con questa sfida. Ricorda chi tu sei, potrebbe essere il tema di questa sera. Ricorda chi tu sei. Allora vorrei rileggere ancora quei 2 versetti che hanno introdotto la nostra riflessione. Il frutto del giusto è un albero di vita e il saggio attira a sé le persone. Ecco, il giusto riceve la sua retribuzione sulla terra quando più l'empio è il peccatore. Il frutto del giusto è un albero di vita. Possiamo subito dirci che l'albero della vita è un albero già visto dal principio e il giusto è quell'albero che attira a sé le persone. Le nostre sicurezze si fondano anche su ciò che siamo in grado di fare, in particolare attirare le persone. L'empatia, l'amicizia sono il tema di Proverbi, ma quello che ci riguarda di più e ci impegna è che i saggi preservano e migliorano la vita degli altri. È quel concetto di prossimità che stiamo perdendo, anche perché influenzati dall'isolamento tecnologico che esso produce in noi. Ad un giovane ragazzo di nome Billy Graham, un uomo più maturo di nome Albert lo invitò a partecipare ad un evento evangelistico, chiedendo a quel ragazzo che se sarebbe andato con lui, questa è una cosa che ricorda anche le esperienze di noi adolescenti, gli avrebbe fatto guidare il suo camion. Quindi questo Albert chiede a questo ragazzo che si chiama Billy Graham, che sappiamo chi è, dice: senti, tu vieni con noi all'evangelizzazione, però io ti farò guidare il camion. Pensate questo ragazzo come si è sentito importante. Lui non era interessato all'evangelizzazione, ma era interessato al camion, a guidare il camion. E in quella circostanza si convertì a Cristo, diventando uno dei più famosi evangelisti al mondo. Perché? Perché il frutto del giusto è un albero di vita. Andiamo ad Apocalisse. Abbiamo citato Genesi, ma andiamo anche ad Apocalisse 22, versetto 2. In mezzo alla piazza della città, immaginate questa città, la Nuova Gerusalemme, in mezzo alla piazza della città e sulle 2 rive del fiume stava, guardate ancora una volta, l'albero della vita. Esso dà 12 raccolti all'anno, porta il suo frutto ogni mese e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. Non ci sarà più nulla di maledetto. Nella città vi sarà il trono di Dio e dell'Agnello. I suoi servitori lo serviranno, vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome scritto sulla fronte. Non ci sarà più notte. Non avranno bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. E direi anche Amen. Amen. Cosa percepiscono le persone quando si avvicinano a noi?
Quello che ci dice anche Apocalisse è che la nostra presenza dovrebbe portare benedizione a chi ci è prossimo. Le foglie di questo albero portano guarigioni alle nazioni, pensate. Forse una conversazione ha curato, ha riparato, ha rinnovato qualcuno che era vicino a te. E così, ritornando a quel versetto 30 che ha introdotto la nostra riflessione, il frutto del giusto è un albero di vita. Come possiamo concludere questa sera? Tenendo conto un po' del ragionamento che abbiamo fatto, è che le nostre sicurezze si fondano, si alimentano sia da una nuova identità che possiamo avere in Cristo Gesù, che ci lascia conoscere il Padre, e sia dai frutti che scaturiscono da questa nuova identità. I frutti sono la causa di un processo, come lo sono quelle foglie di quell'albero che nutrono chi sta sotto. Lo ripeto, i frutti sono la causa di un processo che avrà luogo nella misura in cui facciamo crescere questa relazione. Ogni re che avrebbe governato, come lo era Salomone, avrebbe dovuto scrivere per sé una copia della Torah. Lo ricordiamo questo? E lo scriveva a mano. Quindi Genesi, Esodo, Levitico e così il resto. L'avrebbe dovuto scrivere per avere una copia nella sua casa, possiamo dire nel suo ufficio anche, dove avrebbe dovuto imparare ad esercitare il suo governo, per guidare quella nazione e quindi anche per la propria vita. Cosa ne farai della parola di Dio? Questa è una domanda che ci lasciamo questa sera. Onestà, rettitudine, disponibilità ad essere ammaestrati dalla parola del Signore, alberi della vita, faranno di me e di te delle persone più sicure.